Se fossi liberato un gringo. Sì, ecco, perché la partita non si era messa bene, quindi è stato un gol importante, per me è doppiamente importante perché sono cresciuto nella Roma, quindi C'è una specie di derby. poi c'è di derby, quindi no, soprattutto è stato importante per l'Udinese, quella è la cosa principale. Quindi bene così, dai, il pareggio alla fine penso sia giusto, il primo tempo a loro nettamente, abbiamo fatto male il primo tempo, il secondo tempo a noi. Ecco, da cosa dipende questa difficoltà, soprattutto nei primi 20 minuti? Non riuscivamo a accorciare bene sui riferimenti, quindi quando arrivi sempre in ritardo poi anche a ripartire fai fatica, noi ci a trovare la giocata, infatti giocavamo spesso più indietro, ma non perché non volevamo andare avanti, ma perché non c'era la giocata facile in avanti, quindi è stato quello il problema, non riuscivamo a accorciare bene. Ecco, forse qualche errore di troppo alla fraseggia, centrocampo, può dipendere anche dal lavorio di alcuni giocatori che giocano ininterrottamente dalla prima domenica. No, i passaggi secondo me sono sbagliati perché come ho detto, quando fai fatica ad accorciare, poi quando prendi palla sei in affanno, perché comunque corri il doppio senza risultato. Il secondo tempo invece abbiamo accorciato bene, quindi correvamo tanto con profitto. Tu avevi già segnato in Coppa Italia, però segnare oggi diverso perché Sì, il campionato è un'altra cosa, ovviamente è un'altra cosa. Alla Lazio doppiamente. la Lazio. Complimenti per il gol, però quel 3-2 sbagliato da Pepe è ancora vendetta. Sì, Simone ha avuto questa occasione, però lui è uno che corre tanto, quindi sicuramente è arrivato stanco alla conclusione, comunque anche loro hanno avuto un'occasione importante, quindi penso un risultato giusto, anche un tempo, sì, un tempo a testa. Ve l'aspettavate una Lazio così determinata sin dall'inizio? Ci aspettavamo perché comunque la Lazio il girone di ritorno è stata una di quelle squadre che ha fatto più punti se non mi sbaglio, quindi ce l'aspettavamo, una squadra che gioca bene, ha avuto inizio campionato con difficoltà però si è ripresa bene e adesso è uno un bel avversario da incontrare. Prima che tu segnassi il gol, Marino aveva fatto scaldare Mesto. Te ne eri accorto, ti eri reso conto? No, avevo visto che Gianluigi stava scaldando, ha fatto gol, poi è rientrato in panchina, infatti abbiamo scherzato un po' dopo, sto giocando ma che dovevi fare? Alla fine Facciamo l'avevo notata questa cosa. Oggi sei ritornato un po' nel tuo ruolo, sei tornato a giocare nel tuo ruolo rispetto a domenica scorsa, che è stato schierato come terzino, come ti trovi? Sì, non sono tutti e due sono i miei ruoli. No, oggi ho giocato nel mio ruolo, diciamo. Dopo, quando è uscito da postino ci siamo messi. Due volte in vantaggio sotto, dopo abbiamo ancora una chance per vincere questa partita, ma per fino a un punto va bene. Ecco, un pareggio che va a unirsi ad un pareggio, tre risultati positivi consecutivi fanno morale. Sì, siamo in giusta strada e adesso è importante sempre lavoro duro e guardiamo la partita. Ecco, all'inizio cos'è successo? L'Udinese irriconoscibile. Sì, ma io sento la squadra un po' molle, un po', non lo so, è difficile per me dire qualcosa, ma nel secondo tempo è cominciato da nuovo e abbiamo fatto bene. Cosa vi ha detto il mister? Lui ha detto cominciamo da nuovo e con calma e dopo abbiamo fatto una reazione. Grazie.